Começato su stato più acquisto di politica linguistica in crasi, questa iniziativa è fatta da questa lista vota Sardegna entro questa coalizione che accorsa a Renato Solo come presente in questa regione. Devo Alessandro Mongini, mi conoscesi e tu chi mi sei? Andrea Degliana Porco, ma dovete votare Andrea Porco. Scandidavo su questa lista. Dunque, cominciavo con un'introduzione da Vitichedda, poi tornavo su Savaraula a 5 a 6 intervenni, però da cominciare Andrea e Deo che stanno il pago della una cosa e poi concludiamo su uno altro, però diamo questa parola a Andrea. Grazie, buonasera a tutti. Volevo cominciare con una suggestione. Beniamino Zunchetto, uno mi vuole dire, ci appiccica Beniamino Zunchetto, ci appiccica a me da un susardo guida, esti nova di vari 7 di file, e su perito linguistico usato Antonio Ignazio Garau ci dà Gauda Presone, grazie a Ita, grazie a una perizia linguistica fatta come si aspetta, che debba lì a questa scarcerazione, questa soluzione. Dunque, Ita ha fatto Garau, è un grande conoscitore della lingua sarda, e non scegli della lingua sarda, ma della tossemmica, delle intonazioni e del sumorismo sardo. Questo sumorismo sardo è di un tipo particolare, proprio nella sottrazione, nella un vago in italiano, vago in sardo, senza occhi sei, non è che te ne so bello, se no. Dunque, se io non usciri, questo è un umorismo con sottrazioni, e uno si deve inventare. Dunque, se isso ha fatto un graballo umano con la coscienza della lingua, e ha aiutato a Beniamino Zunchetto a diversi delle ragioni. Questo è una nuova ripeto, 7 di fare. Dunque, ecco, quando Nanta su sardo non serve a nulla, tocca mentare queste cose, no? Su sardo esti in sa vita del nostro, e come intinare a amico mio Mongini, tu ne usa intruso, che si voglia o no. Dunque, questa cosa mi ha colpito me. E dunque, queste saranno suggestioni e vi prendo in nuovo sul momento. Grazie, questa seconda suggestione, a maniera generale non mi piace di questionare in pubblico del metodo, però poi mi dico questa libertà di questionare un vago del metodo, perché devo un caso, non nel senso che sono un formaggio. Mi sto sentendo che esiste gente in media come a Mimi e stanno dopo cominciare a essere usato quando saremo 47 anni. Come ha fatto? Susanto scusa un intendi, adesso cresce in una piccicetta, una rosa di questa marmita, in famiglia si chiama l'italiano, però il compagno da scuola che stiamo andando a Susardo entre issus negli anni 60 e metà gente che stiamo andando a Susardo e Susardo per esempio intendio e pure mi piaceva dopo un anno ad esempio perché non abbiamo etichettato questa cosa, però da commenti che non dobbiamo questionare. Una scrittora che non voglio nominare perché è stata vampirizzata troppo in questa campagna elettorale e non mi piace da nominare. Annao, in un'intervista che ha fatto prima di Sincimore, Annao questa cosa, prima di colpire e stannare, issa prima di Sincimore a Boffio imparare il suo coreano e tanti domandano, ma voi stai imparando il suo coreano? E issa ha risposto
ma in una situazione coloniale, a un di poca questa lingua, a volte ti viene saggam, cioè mantizi, di tornare a piegare questa lingua che tanti pogau, impara altra lingua. E questa è stata questa esperienza mia, poi davvero mi da ricordo bene, come adolescente, a cui subito cominciavo a mi interessare altra lingua, a studiare, a imparare. Poi se andavo a vivere in Francia, in Russia, poi imparavo su francese, sul russo, poi imparavo su inglese, ovviamente sul mondo di oggi. E però questa cosa del sardo mi è sempre parlata in conca, no? Si torna a vivere in noi e mi sono occupato del sardo come sociologo in una ricerca sociolinguistica che ho fatto in facoltà di la parlavano in Sarasa. E a un certo punto, a poco notte a Pepe Colongio, dove sono e insomma di costretto, ma di ma tu questo sardo tu conosci? E dunque da poi tanto cristiano, sai come mi domandavo a me, ma poi tanto cristiano? In effetti sei poliglotta praticamente in lingua semivrale, e questa lingua non da cristiano, poi tanto da cristiano. Ecco, comprendo che ci vedono un blocco, questo massanao. In questo sentito, hanno proposto che sono in sardo, via sul 2007, sul 2008, proposto che sono in sardo, e ci ho fatto, però non mi veniva. A posto di una frase, di due frasi, torniamo a italiano, e io tu conoscessi, per onesto, non mi pago tostadetto, si viene in sardo, e poi pensavo, questo è un metodo buono. E poi lasciato questa storia mia, poi non è scelta questa storia mia, quando ho fatto questa ricerca sociolinguistica, pensavo che mera sardo, come su 30%, conosce il sardo ma non di questione, questa percentuale manna mera in femmina. Poi questa costruzione, questa femminilità moderna ha escluso il sardo, poi è considerato ai segreti praticamente. Dunque, scusa, mi si è fatto questa storietta, però da fatta poi un vago cari estetti a questa situazione, non vi notato se volesce, dopo poi è cambiata a me. Cioè noi questo tempo su questi che sciai come via da 20 anni fa, su sardo si questiona da plus pago quantitativamente ma devoluso qualitativamente. Poi si scrive, si questiona in trasmissioni, si usa in televisiva, la radio occidente, un montone di cioè internet ha cambiato tutto, eccetera, no? E le generazioni più giovani si preconciano più spago meglio. Ecco, scusami questa introduzione un po' lunga. Da capo a noi e dongo questa parola subito a Miriam Meleo, che è una assegnista di circa in suo dipartimento di litteras, linguas e beni culturali dell'Università di Castello, ai Civalidi, che invito a venire con noi. Te bando a misezzi in unisi e tu a la rasa Andrea, ok? 7 minuti, giusto so cosa. Saluti a tutti e buon numeri. Grazie a Lisandro per il convito, bello. Mi fa di piacere in me, mi fa di piacere vedere persone che conosci, persone che non conosco. Che qualcuno conosce mancare di altro mentre li fanno, che si sono facendo un corso di sardo già 3 anni oggi, però è video, dunque se vi fa di piacere in me. E tu hai fatto una bella introduzione penso su questa autobiografia linguistica, tu hai fatto un'autobiografia linguistica, si nata Icci, quando uno questiona da poeta, da conta, da sa propria storia, sa propria esperienza di parlante, del fuettatore della lingua, in questo senso, in questo caso del Susadro, da ora per iniziare la questione del Susadro quando vi ammanna, dove sono
Novarredi, no, da iniziare a questionare quando tenia già i 30 anni e poi divento 32, no, divento d'euroso, non divento 28. No, quando ho iniziato vai sul dottorato. Sul dottorato di Gica, poi sul dottorato di Gica, dopo fatto in noi sull'Università di Castello, studenti su Sadru, o meno su sa lingua, imparata e su cinema Sadru. Dunque, con me studio studiare la lingua relatata a un medio di comunicazione che può essere su cinema, su televisione, su radio, su letteratura, esti stetti, sì, essi una ina di traballo e di passione manna. Dunque, devo questionare un vago dell'impreo di Susadro e sa scuola. E più precisamente da un'esperienza di imparo di Susadru in un asilo fittiano, in un asilo mio fittiano, immersivo, che è un progetto che nasce già una variga di anni fa, è stato un progetto che ha promuoviuto e associo spacciato a Sabregungia, noi ci stiamo vinta Diego Portas che va arrivati da assozio, ma ci diamo altro smelas, sono associ informali, ne reuso che vengono arrivati mammas, babus, gente di ogni parte della Sardegna che oggi cresce, che ripesa i figli in solo in Sadro. Dunque è un associo che nasce spontaneamente, ha pubblicato parte di questo progetto del giovane Pia di 2 anni e mezzo, dunque quando nasce, avanti preguntavo che io lì a fai parte, non c'è questo associo, ma pensa di questo progetto di importo. Vi è la prima esperienza, voi spippiuso, vi ticcadeduso, di 1 anno e mezzo, di imparare su Sadru in un ambiente immersivo. E stanno in un niu, che si serie la bimbi in allegria, in appendizio del Bidanoa, in Castello, andiamo a comer. E ho iniziato questo progetto in suo capodanno del 2022, dunque Salipia, cosa mia e altri pippios e pippias attività parte di questo progetto, con me l'entusiasmo delle famiglie sensori, vinza deschi picanta parte sul socio spacciata a Sabregogia, dei maestras e da dirigidora. Poi tuttavia sapremo volta che su Sadru entrata in un ambiente, non è una scuola, ma un nido. Dunque, questo è una cosa, non è strafanata, unica. Noi sul progetto noi stiamo innanzi, se sti filmavo, non ci viene il numero, così, però sì che io su mancai ad anni, su spero, non scetti con questa scuola, con sul mio, ma pensa se con un'altra scuola, se mancai del seguire questo progetto, c'è una scuola del Sapipiese in Castello, di via Castiglione, che va dentro un progetto di imparo di Susadro, un'altra sagita, i spippiuso su Mattisi, mi pare di, tu da racconta Diego, mi pare che si su Mattisi, che avanti su imparo, mi spiace, ma scetti Sadro, tutto sta lì. Dunque si smaistasa, disimpara, disguarda del Sadro, una di assagida. Però ci sono altri progetti, mancare qualche da cappiauso, non scetti a ambito scolastico, ma vinza a ambito culturali, come te ponnai sul corso del Sadro che si è facendo noi sul circolo, che si partiva sul mese di Capodanno o sul mese della Dammi, non mi ricordo bene quando, però è partito già in sottongiù, stanno innanzi, si bene, me da più santificavo parte a questo progetto, su corsi per su Mattisi Ameri, e a più che sul circolo ha di promuovere a partire dai subinti del Priaggio un altro corso di Sadru, sempre su Mattisi Ameri, pochi persone che oggi vi fatti e imparare su Sadru. Poi non è una cosa sempre, poi di studiare su Sadru in un ambiente scolastico. Questa scuola ci vuole progetti per imparare, insula se fraile se vuntisi queste due linee di intervento per imparare su Sadru delle scuole, le scuole vogliono pedire su di noi, può promuovi, può apparecchiare un corso su progetto, su laboratorio, su design in questa scuola e si fa di finza come lingua curriculare, stanno come lingua di imparo in sintesi, quando punti va in lezioni, dunque senza scuola, però non scelti su finza extracurricolare. C'è esistente su questa esperienza proso del porto, più bella che esistente a questo istituto comprensivo de Perfugas, con Gianni Marras,
che isso ha di fatto questo progetto bello, iniziato mi pare sul 2017 che è istituito mi pare già 5 anni sopruso, e in cui si usato via da imparare un po', non c'è di vostro imparo questa lingua sadra, ma si imparo di altre discipline, la matematica, la geografia, la storia. E è stato contato già in Marras che il risultato, il voto dei spicciocchetti che studiano matematica, storia e sadro, viene usato dei altri che non hanno studiato. Dunque, su studio si imprega questo usato commento in lingua curricolare esti stetti profettoso. Esti stetti del profetto umano, poi spicciocchetti che anche vi cavati a questo progetto didattico. Dunque, pensavo, speravo che vinza si imprega questo usato in un vittiano, grazie a questo tempo, dove sono appassionata a me, dunque mi passa da questo tempo. Grazie, mi fate piacere, una cosa che mi fa piacere. Dunque, ormai da gioco 40 minuti, secondi, dunque se può serrare. Può serrare questa ciacciarrata e ci flash, nel senso che spero che parta altri corsi, progetti su Vitiano, in scuola di SRPS, in scuola primaria, in mezzana, però tocca da imparare, scusate, tocca da due dare. Noi si scelti a donare aici, a donare come teoria o come disegnare inglese o best practice, esti a due dare, a intendi vuodendi, a leggi, a scrivi. E per questo motivo la remonai questa certificazione C1 che è partita, che punti vadenti sull'Università di Castello. Noi veniamo uno dei spicciotti, dei dottori che dedicato a questo bello progetto, esti Carmine, che fa il discorso dei laboratori su desagro in sull'università, sul dipartimento dell'Itteras Linguas e Beni Culturali, dunque esti bello a remonare che ci punti finza da queste esperienze di imparo in università, queste opportunità, pochini, finza da pochini, non esti studenti in università, da imparare, da fare questa certificazione C1 desadru con una prova che è una prova bella difficile, che dà di fatto ad uscire, però è una prova che ti dona che è una prova seria, capito? Una certificazione che uno può deliberare, potrà ballare e poi seguire questo bello tretto di imprego e di studio del Susano in calesi sia da loro. Grazie.